Quest'anno il tour si chiamerà Sognando il Veneto e il Trentino. Oggi partiamo dal mio paese, Vazzola, faremo una sosta al Ca' del Poggio che da lì partiremo ufficialmente, poi sarà un percorso secondo me meraviglioso che andrà a svariare tra collina, montagna e posti incantevoli come il lago di Garda, la Marmolada e per poi tornare nelle nostre colline che hanno il suo perché e parlano da sole. Quindi un giro dedicato alla nostra terra e a chi ci è stato vicino in questo periodo ad organizzare questo evento che per noi è stato impegnativo da un punto di vista fisico ma gratificante da un punto di vista emotivo eccezionale. Capitano, dai, io faccio sempre parte del contorno, il nostro capitano resta sempre Paolo, è lui il nostro punto fondamentale di questo progetto e cerchiamo di trascorrere questi 4 giorni nel migliore dei modi. Marco, tu dovrai indossare la maglia del più simpatico del gruppo. Ah, bene, dai, iniziamo bene, iniziamo. Beh, la fama ti precede, i tuoi anni da scavezzacollo ci sono tutti. Sì, dai, dimostro magari meno anni, però dai, sono vecchio ormai, ho 28 anni. Hai messo la testa a posto? Sì, madonna, sempre avuta a posto. Alessandro, chi sarà la maglia rosa di oggi? No, Alessandro, bomba! Ma aspetta una cosa, ma perché ti chiamano tutti bomba? Perché sei bomba al ciclismo e evoca delle cose strane? No, tutto contro, diciamo che è un nome d'arte venuto da un po' di anni fa e adesso si va avanti col bomba ormai. Basta Alessandro. Nome d'arte, cioè? È di un mio zio partigiano, no, quindi lasciamo un po', tagliamo qua dai, perché non possiamo dirle tutte. E quindi dai, vabbè, comunque portiamo avanti sempre il suo nome così. La maglia rosa oggi? Oggi la diamo a Federico Spinazzè e io verrò fuori sempre il terzo giorno. Quando arrivano le montagne. Sempre, come dice Mauro, la terza settimana, come l'anno scorso poi, per portarla poi di nuovo a Vazzola. Mi sono presa questi 3 giorni per partecipare appunto a questa esperienza, la motivazione era forte e ho approfittato dell'invito che mi è stato fatto. Quindi bambini organizzati con i nonni, un po' col papà e 3 giorni per me, per questa nuova avventura. Comunque un ringraziamento a tutti quelli che hanno sostenuto questo evento che è appunto totalmente benefico a favore dell'AIL per la ricerca contro le leucemie, linfomi e mielomi e questo ci dà tanta carica, tanta energia per portare a fine questi 4 giorni che come abbiamo sentito saranno di scherzo, di divertimento, di prese in giro tra amici, ma l'obiettivo fisso rimane sempre quello che è dentro il nostro cuore e ognuno di noi lo viverà a modo suo. Grazie a tutti e ci vediamo in Ca' del Poggio. È stata un'esperienza stupenda perché ogni giorno c'erano momenti che si sommavano e alla fine della giornata c'erano momenti dove si condivideva tutto quello che era successo durante la giornata. Sono nate amicizie, sono uscite cose splendide tra il gruppo e poi abbiamo incontrato nel percorso persone meravigliose che ci hanno ospitato aprendoci la porta veramente di casa loro e venendoci incontro proprio al nostro progetto e al nostro percorso e questo per noi è stato veramente una grande soddisfazione. Ripercorrendo le 4 tappe abbiamo ripercorso da Ca' del Poggio la partenza ufficiale percorrendo tutta la zona del Prosecco, di Guia, Valdobbiadene e poi per arrivare a Bassano. Lì abbiamo trovato un ambiente spettacolare in mezzo alle campagne che non ci aspettavamo e poi ci siamo diretti verso il Veronese e la cosa emozionante è stato quando abbiamo percorso Piazza delle Erbe e siamo finiti sotto l'arena tutti insieme, ci sentivamo dei gladiatori veramente ed è stato un momento fantastico. Poi abbiamo ripreso il nostro viaggio e siamo finiti in questi masi di Trento dove abbiamo scoperto veramente una realtà incredibile con la loro ospitalità, la loro collaborazione tra i masi che ci hanno dato veramente un grande aiuto offrendoci i loro prodotti tipici ma non solo, ma anche un loro cuore immenso. Nel più bello, dopo aver fatto la salita di Palù di Giovo dove è nato Simoni e Moser e dopo aver scollinato verso le piramidi di Segonzano, vedevamo l'arrivo a pochi chilometri che era proprio la meta, era Canazei e a 15 km d'arrivo il nostro bomba ha detto ragazzi qui ce la prendiamo. Detto fatto è scesa una grandinata incredibile
E qui non posso dire cosa è successo in quei 5 minuti perché è proibito, però ci siamo messi in salvo fortunatamente e grazie al nostro staff ci ha recuperato e ci ha portato in albergo. Questa mattina alle 9.07 eravamo sul Passo Fedaia e contro ogni logica e pronostico a mezzogiorno eravamo sul Passo San Boldo. Ci siamo guardati e abbiamo detto qua le risorse che ognuno di noi ha all'interno sono saltate fuori tutte e tutti uno dopo uno siamo arrivati nel Passo San Boldo e lì è finita in una pasta asciutta con tutti insieme. E ci siamo guardati, ricordo le lacrime di Francesca che ci ha abbracciato uno a uno e per lei credo sia stato un viaggio nel viaggio, oltre a una ricerca sua magari personale di qualcosa, ma anche una meta e un raggiungimento di un obiettivo. Obiettivi che ognuno di noi non si deve mai dimenticare, come è successo a me, e la bicicletta aiuta perché io pedalando sono riuscito a guarire e ritornare nella vita quotidiana. Paolo, uno per tutti? Tutti per l'AIL, ma veramente tutti per l'AIL. Bocca al lupo a tutti.